Se De Nardi non ha ancora capito per il motivo per il quale non ci siamo alleati con lui, volentieri glielo possiamo rispiegare per la 20ª volta. È chiaro che la candidatura di De Nardi nasce come una candidatura politica, è il candidato della sinistra, non è un candidato civico e quindi noi ritenevamo di dover dare rappresentanza a una richiesta di presenza di un terzo polo che, ripeto, domanda di essere rappresentato nella città di Treviso. Nella, che lei conosce bene, dice il terzo polo sta facendo il gioco della destra. Ma Tonella ha questa abitudine un po' a parlare per slogan e soprattutto a indossare lenti ideologiche. Devo dire che anche recentemente lui e il PD non è che abbiano avuto moltissima fortuna in città. La lista del terzo polo sarà formata da ex assessori, consiglieri comunali, proprio per dare quella opportunità di portare un contributo anche dettato dall'esperienza amministrativa che c'è stata. Noi stiamo proseguendo un nostro progetto. Al di là dei nomi, crediamo fortemente che un progetto riformista per la città possa essere un progetto che può portare un contributo importante. Andrea Penzoiello, insomma, lei si mette a disposizione di Rocco, ha sciolto anche lei le riserve. Assolutamente sì, come ho sempre fatto metto a disposizione della città. Il progetto di Nicolò era quello più pragmatico e più interessante per costruire a Treviso il futuro, quindi non potevo tirarmi indietro quando lui mi ha chiesto di essere della partita. Quindi lei è un papabile assessore al commercio nel caso di una giunta Rocco. Io sono una persona che è pronta a lavorare per la città, poi farò quello che serve fare, mi metto a disposizione e parleremo quando i risultati verranno alla mano. Io ho sempre detto, bisogna capire che vocazione vogliamo dare a Treviso, quella turistica è molto importante ma copre un 30% del fabbisogno dell'attività, quindi quello che serve è riportare in centro prima di tutto gli uffici. Dopo gli uffici allora si può ragionare su tutto il resto, ma se non portiamo in centro gli uffici Treviso morirà, il turismo non basta. La solitudine tra i giovani, questo è stato sottolineato parecchie volte da Rocco, è un'emergenza. Certo è un tema che è diventato caldo soprattutto dopo la pandemia, ma è un tema che comunque vede i giovani sempre più protagonisti anche per la società che stiamo sempre più vivendo, dove i contatti umani vengono sempre di più a mancare. In questo senso servono delle misure ad hoc fatte per la socialità dei giovani, quindi degli spazi e, come ha detto Rocco, soprattutto tanto verde, che è il primo spazio per i giovani.